Ma Alcimo, viodin che si voleva in ben un culatri, dopo di verivata d'ore di procurarsi copie dai pas che aveva in fas, all'è di Demetri e all'incolpà Nicanor di comportarsi in maniere contrarie al ben dal ream. Difat aveva nominato so successor Giude, propit che il calsaboravet al ream. Il re, disdegnat e sticiat per scalunis di quel scelerat, iscrivea a Nicanor dicendo che non era d'accordo su ciò che aveva inconvenuto e ordinante di mandare subito a Antiochia il Macabeo incadenato. Quando arrivare in questi ordini, Nicanor al restà scaturito e non si sentiva di rompi acquardis con un uomo che non aveva fatto nulla di male. Ma stant che non poteva là quintri de volontà dal re, al ci arriva il momento di mettere in vore la roba con un trucco. Il Macabeo, viodin che Nicanor aliere più sud con lui e che ogni volta che si chiatava in aliere piuttosto dur, al capì che non poteva spietarsi nulla di buon di queste fredecce. Allora al tiradogli un po' dai suoi uomini e si slontanò di Nicanor. Quando che l'altri si accorge di essi sta giuiat di Giude con la baraonde, all'essut al templi più grande e santo, biel che i predi saierin da ora fa i sacrifici di sempre, e ordinà di consegnare che l'uomo. I dichiararin con tanti giuramenti che non sapevano là che poteva essi quel che lui al stava cirint. Allora lui slunghiade la diestra e de bande dal templi al fasè che sgiuramento. Se non mi consegnais Giude inchiadenat, o splanarai fin partiere queste chiese di Dio, o sdrumarai l'altar e o fasarai su proprio colì un spettacolo di templi a Dionis. E dopo di vedit così, sin di lè. Allora i predis, alcian lis mans viers dal ciel, acclamarin che il la parade di sempre la nestreint e ai diserin. Tu, Signor, che non tu has di bisogno di nessune robe, tu has volut che fra mieci di no al fosse un templi per sta con no. Perché il cumò, Signor, santo di ogni santità, guarda per sempre di ogni sportietà che ste chiase che le vin appena smondeade. Un certo razis al fu denunciato dagli anziani di Gerusalemme a Nicanor, tanche uomo amante de città e di buonissime nomine, che per sua bontà lo clamava in pari dai giudeus. E di fatto, giuste tai di sprinde rivolte, agli era stato condannato per giudaismo e si era dato corpo e anime con tutta la passione possibile alla causa del giudaismo. Ma Nicanor, volendo far conoscere a tutti l'asse che aveva quintri dai giudeus, al mandà passe 500 soldati per chiapparlo, perché che al pensava che chiappanlo lui urvares dato un dam fenomenale che atris. Gli strupis aierin già da ora a chiappare la torresse e stavano sforciando il portone dal cortile, con l'ordine di portare il fuoco per daura alla lispuartis, quando razis, stringiuto di ogni bande, si buttò sulla sua spada, preferendo morire con onore, che non colate smans di che se le ras e essi offenduti in maniera indegna de so grandezze. Ma stant che te prese dal combattimento, il colpo non era lato tal ponte giusto e che gli struppi saierin già entrati dentro des puartis, al corè con tutta la sua forza che aveva sugli smuris e con gran coraggio si lasciò colaiù per zore de int. Queste e cessà a colpo, fasin l'arc e così al plombato al miece dal splash wait. Respirante anche mo e infogato di passione, si lleva su, biel che il sangue spisulava e gli feriti l'ambicavin. Al passare di tutte corse fra miece de int e montato su un spicciotto di cret, già tutto scolato di sangue, si diava i bugliei, iu brincà con tutti i dos di mans e iu sgnacà per zore de int, preanti il paron de vite dal spirit di tornare a da. Nicanor, vin savut che gli uomini di Giude aier in tetiere de Samarie, al decide di plombare in tora a mansalde te di de polse. Allora i diserin i giudeus che erin las da uri per fuarce.
non sta copaiut une maniere così salvadi e barbare, ma onore che giornade che a preferenza di tutti che satris, e gli stati onorate con la sua santità di quel calvegle su tutti gli robis. Ma che l'om 3 volte scelerat, al domandà sandiere in ciel un paron che avesse ordinato di fa fiesta in di sabide. I risponderin, alle il Signor calviv, alle lui il paron dal ciel, che l'ha ordinato di rispietà la sabide, che l'altro ribatté, e io soi paron sulla tierra, per la qual ho doi ordini di chiappasù li sarmis e di metti in vore gli ordini dal re. Ma però non rivà in parte tal suo intent cence cuscienze. Sì che dunque Nicanor, alterata al colme del suo arroganze, aveva destinato di tirare su un monumento pubblico con ciò che urvarese era fatta agli uomini di Giude. Il Macabeo però era sempre convinto, con tutte le sue speranze, di veliutorio dal Signore, perché raccomandava ai suoi uomini di non porre dall'attacco dai foresti, ma di sempre tal chiavi utoris che parvieri ora erano stati dal ciel e di sperare anche queste volte che la loro vittoria sarebbe svenuta di quel calpodut. Dopo di aver dato spirito con gli speraulis delle lecce dai profetis, ora riguarda anche gli battaglie che loro stessi avevano combattuti e io facevo lui ardis. Rinforcito così il suo spirito, ur mostrare e ur denunciare l'iniquità dai foresti e cemut che avevano tradito i giuramenti. Dopo di aver armato ognuno di loro, non tanto con la sicurezza dai scuse e des lancis, ma col conforto des buini speraulis, ur contà un sium den di fede, una sorta di visione che ur slardia il cura d'occhi. La loro visione era questa. Onie, che era stato il prim predi, om cusciente bon, sclette presince, di oldibil tal trat, rifinite tal fevelà, usate di frutti in su in ogni sorte di buinis qualitas, al preave con gli smans alciadis perdute la comunità dei giudeos. Ieri comparit anche un uomo che faceva riguardo per conto di età e di dignità, contornate di una gloria spettacolare e lusorose che mai. Chiappando la paraule, onie al disè, che il chi alle l'ami dai siei fradis, che al prece tant pal popolo e per citat sante di Eremie, il profeta di Dio. Allora Geremie, slunghian la diestra, gli consegna a Giude una spada d'aur, disin biel che gli consegnava. Chiappe queste spade sante, regal di Dio, tu fruciarà spari ai nemici. Rinforcis di questi speraulis di Giude, bielis cence fin e in state di invoà al valore e di daur spirito ai curs dai giovins, a decidere di non perdere tempo dal campamento, ma di taccare con sgrimie e di disrigare la questione buttansi telotte con tutte la vigorie, stant che la città e gli robis santis e anche il templi erano in pericolo. E di fatto il pensiero per feminis e per frus e anche per i loro fradis e per i parenti era c'è tan mancul, a preferenza de pore tremende e primarole per templi consacrati. Anche fra mieci di che restassi in città non gli era la fe più piccioli il fastidi, preoccupati come caierin perché castavin per affrontarsi in plene campagne. Biel che duce ierin in spiete de final già ormai prossime e i nemici ierin già d'oglie, con l'esercito prontato e con gli bestis già disponuti ste posizioni più adatte e con la cavalleria in schirie di qua e di là, il Macabeo, viudinte denan di sé tutto il disordine di int, tutti che sarmis une differenti di che altre e che besteatis tremendis, all'alciare le mans al cielo e al clamare il Signore, l'unico che fa miracoli, savint che lui non dà la vittoria in fuarce de sarmis, ma di che camertin e quanca al crot lui. Preant al dice così, tu, Signor, quanca liere re de Giudea Ezechie, tu has mandato il tuo agnul e lui ha fatto morire 185.000 oms. Mande anche cumò, paron dal mondo, un agnul bon denan di no, par far chiapas spavente teme. Che sedi infrucias con la fuarce dal tuo braccio, che blestemant, a son plombas quintri dal tuo popolo sant. E con questi speraulis al finì.